in un contesto come un conflitto internazionale in atto che rischia di durare a lungo, l'ultima cosa che è necessaria è attaccare il Papa, attaccare le istituzioni che da sempre rappresentano un simbolo di pace. L'appoggio del governatore del Veneto Alberto Stefani a Papa Leone è incondizionato nelle ore in cui si registra uno strappo senza precedenti tra Stati Uniti e Vaticano, con il presidente Donald Trump che ha sparato a zero contro il pontefice, definendolo tra le altre cose debole e pessimo in politica estera. Grazie Papa Leone, aveva scritto lo stesso Stefani di prima mattina sui suoi social, postando la foto scattata la settimana scorsa a Roma con il Santo Padre che si era impegnato a visitare il Veneto. La levata di scudi passa così anche per il Vinitaly, dove la parola pace ricorre tra gli stand. Make wine not war, fate il vino, non fate la guerra, lo slogan di Coldiretti, e questo in attesa dell'arrivo della premier Giorgia Meloni, chiamata con il suo esecutivo a far fronte alle ripercussioni della guerra. Dobbiamo anche trovare delle soluzioni per garantire sostegno a imprese e famiglie, lo dobbiamo fare così come abbiamo già fatto con il bilancio regionale, mettendo a disposizione dei fondi. Misure concrete di sostegno, ma non solo. Per Stefani occorre rivedere la strategia energetica del Paese e dell'Europa, superando quello che allo stato attuale è un tabù. Noi dobbiamo garantire una diversificazione delle risorse energetiche, dobbiamo cominciare a riconsiderare anche l'apertura al gas russo. Vediamo che l'Europa, invece di preoccuparsi di tutto questo, si preoccupa del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Penso che l'Europa debba svolgere ben altro ruolo in questo contesto. Europa che in queste ore sta guardando all'Ungheria, che ha voltato pagina ponendo fine all'era sovranista di Viktor Orban, alleato e amico sia di Meloni che di Matteo Salvini. Meloniani e leghisti accusano il colpo, ma per Stefani non si cambia approccio. Gli ungheresi si sono espressi e la volontà popolare non si discute mai. Detto questo, non cambia la visione d'Europa che questo movimento ha, che deve essere rivista. Non possiamo pensare che il futuro dell'Europa sia l'Europa del Green Deal, sia l'Europa delle case green che hanno messo sul lastrico intere filiere economiche. Noi pensiamo che l'Europa sia quella dei territori, delle regioni, di una politica estera forte.